chi è Bros? Bros è un artista di strada, no, non mi chiamo veramente Bros, mi chiamo Daniele Nicolosi per dipingere in strada per ragioni di legalità e illegalità, ti devi trovare uno pseudonimo e io mi sono trovato Bros, mi è andata anche abbastanza di fortuna, potevo trovarmi un nome peggiore. I progetti di Domus de Luna li conosco dal 2008-2009, adesso non mi ricordo molto bene, quando insieme ad altri ragazzi che ruotano intorno a questi interventi e a queste attività di Domus de Luna abbiamo operato per far dipingere i ragazzi e dipingere anche noi, quindi un po' uguale a questo progetto che stiamo facendo qua all'Exme, però lo facevamo all'interno del carcere minorile di Cagliari. Sul quesito della legalità e dell'illegalità avverte comunque una presa di coscienza che un artista di strada dovrebbe già essersi fatto la domanda prima ancora di arrivare nel luogo in cui poi ha deciso, ha decretato giusto per fare il proprio intervento. E questa cosa, visto che si ripete di volta in volta e visto che comunque il tuo quadro rimane sempre la parete, è una domanda che si ripercuote negli anni e comunque dovresti trovare anche una risposta certa dove non far vacillare comunque le tue convinzioni. Se tu sei convinto di fare un intervento, sia che sia legale o che sia illegale, credo che non sia un grosso problema, non hai di queste paure. Ma c'è questo tipo di... l'adrenalina e il senso della trasgressione legato all'illegalità, appunto, è sicuramente una cosa che entra dentro l'attitudine che tu hai ad andare a fare graffiti o andare a rivolgerti in un contesto urbano. Il fatto di reperire una parete che non ti è stata data è comunque un'esperienza adrenalinica, è comunque un'esperienza forte che ti gasa, non so, sei contento, torni a casa soddisfatto di un'azione che in teoria non hai potuto fare, ti diverte questa cosa. Poi col passare del tempo, quando diventa un'abitudine, il fatto di trasgredire, perché comunque sta nelle corde di quello che stai facendo, tutti i giorni lo fai, diventi anche freddo davanti a questa cosa qua. Se sono in imbarazzo quando mi chiamano Giotto del nuovo millennio, in imbarazzo nel senso non credo che il confronto regga, non per altro, perché Giotto è comunque più scarso di me, no scherzo.